Euroregione News. Contributi regionali per le abitazioni, importante per recuperare tutte le costruzioni che giacciono da anni abbandonate, quelle con restauri avviati e mai terminati e le pertinenze di cui si vorrebbe cambiare la destinazione d'uso. Ho sentito l'assessore alle infrastrutture ed edilizia della regione Friuli Venezia Giulia, Maria Grazia Santoro. C'è tempo fino al 3 giugno di quest'anno per presentare una domanda per il recupero dei centri storici, zone A, B0 ed edifici ad essi equiparati, ovvero di interesse storico, situati in qualsiasi altra zona del piano regolatore. All'interno delle norme di piano quindi sarà possibile ristrutturare, recuperare e manutenere gli edifici residenziali o non residenziali al fine di renderli abitabili. Questa misura interessa i privati cittadini che saranno finanziati fino al 50% del valore dei lavori, fino a un massimo di 40.000 euro per unità immobiliare, o le imprese finanziate per 30.000 euro per unità immobiliare. Le imprese che si convenzioneranno con l'amministrazione comunale potranno derogare al de minimis, quindi potranno avere dei contributi maggiori a quei 200.000 euro che il tetto dell'Unione Europea ci impone per non incorrere negli aiuti di Stato. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.